Eccoci rientrati in studio, siete con Penalty. Oggi è una puntata particolare perché si sono conclusi praticamente tutti i campionati tranne quello del CND, si è concluso il campionato di eccellenza, si è concluso il campionato di promozione e anche gli 8 gironi naturalmente di prima categoria. Sottolineiamo anche una cosa importante, che ancora la Lega non ha praticamente comunicato ufficialmente la data, quindi non si sa se si giocherà già da domenica o fra 15 giorni. Da più parti si dice fra 15 giorni, però una battuta te la devo chiedere. Com'è possibile questa cosa? Siamo lamentati nelle scorse puntate della poca serietà da parte delle squadre certe squadre che hanno fatto questo campionato. Il pesce puzza dalla testa. Sono d'accordo. Se a 4 giorni da un possibile play-out o play-off ancora non sappiamo se effettivamente ci saranno, io quando organizzo le partite con i miei amici a calcetto lo sappiamo già la settimana prima. Il campo prima. La settimana prima, qua ancora non si sa nulla. È incredibile, è incredibile. Va bene, allora Jenny, siamo pronti col campionato di eccellenza Girone A, campionato vinto alla grande dal Marsala già da qualche settimana, tra l'altro abbiamo una clip proprio sul Marsala tra poco che andremo a vedere. Per adesso i risultati di questa 15ª giornata di ritorno. A te Jenny. Allora, Mussomeli, Alcamo 2-4. Riviera Marmi, Atletico Campofranco 4-2. Parmonval, Mazzara 2-2. Camarat Paceco 0-1. Dattilo Noir, San Giovanni Gemini 1-0. Pro Favara, Santa Caldese 2-1. Serra di Falco, Marsala 1-4. Benissimo, come avete visto il Marsala vince fuori casa, quindi a questo punto la classifica sembra ormai definitiva anche per quanto riguarda il discorso play-out e play-off. Tra poco guarderemo la classifica e poi vedremo anche la schermata relativa appunto ai play-out e ai play-off. Per adesso con Jenny la classifica di questa 15ª giornata. A te Jenny. Marsala 66, Mazzara 56, San Cataldese 51, Pro Favara 50, Ribera 46, Atletico Campofranco 45, Mussomeli 44, Paceco 43, Parmonval Dattilo Noir 42, Alcamo 41, San Giovanni Gemini 40, Riviera Marmi 36, Camarat 30, Serra di Falco 17, Monreale 2. Allora, ti perdoniamo perché giustamente forse è la prima volta che senti parlare dell'Alcamo e del San Giovanni Gemini, quindi qualche accento ci può anche stare. Ti perdoniamo perché sei una che ha fatto calcio comunque, per cui sei stata promossa. Guardiamo adesso invece la schermata riguardante i play-out e i play-off. Anticipiamo già subito che chiaramente abbiamo detto il Marsala ha vinto il campionato, retrocedono in promozione il Monreale, il Serra di Falco ed il Camarat, eccola qua. Per quanto riguarda i play-off il Mazzara va già direttamente in finale, mentre ci sarà lo scontro in semifinale fra San Cataldese e Pro Favara, mentre per quanto riguarda la semifinale play-out sarà tra San Giovanni Gemini e Riviera Marmi. Allora, a questo punto Marsala, onore e ne abbiamo già parlato ampiamente. Tra poco vedremo anche una clip. La squadra più forte dell'eccellenza. A questo punto quale potrebbe essere la seconda squadra che accede alla fase nazionale? Sì. Beh, guarda, io credo sempre il Mazzara, anche se la San Cataldese è un'ottima formazione, hanno dei programmi ambiziosi. Chi lo sa, però credo che il Mazzara abbia qualcosa in più e quindi ipotizzo un Mazzara Scordia per la finale regionale e poi andranno a giocarsi lo spareggio nazionale. E sarà dura per tutti. Bene, allora a proposito del Marsala, a questo punto abbiamo iscritto un bel clip per onorare giustamente questa bellissima cavalcata della squadra marsalese verso il campionato CND. Vincere un campionato è sempre bello, è importante, poi vincerlo in una città come Marsala che ha fatto del calcio ancora più bello,
aver dato questa soddisfazione ne siamo ancora più contenti. E che dire, è normale che adesso io credo che venga il difficile, perché quello di vincere il campionato ci poteva stare e abbiamo fatto serie, però adesso per mantenere la categoria e per cercare di fare meglio, ripeto, ci vogliono delle basi importanti, una programmazione importante e soprattutto non illudere la gente, perché credo che questa gente abbia bisogno di prospettive e le prospettive si fanno solo col lavoro, programmando e lavorando sicuramente. Speriamo, ecco, che questo possa avvenire. L'obiettivo è abbastanza importante, ma la soddisfazione più grande è di aver vinto sia Coppa e campionato nello stesso anno e fondamentalmente di aver vinto una Coppa che il Marsala in 103 anni di storia non aveva mai vinto, quindi diciamo che questo è qualcosa che rimarrà veramente negli annali del calcio siciliano marsalese, per cui sono veramente contento e orgoglioso. Se me l'avessero detto all'inizio, conoscendo me e il mio temperamento, la mia tenacia, penso che avrei pensato di vincere il campionato sin dall'inizio, ma probabilmente non con questi risultati e con 3 giornate di anticipo. Benissimo, parliamo adesso del campionato di eccellenza Girone B, dove è successo di tutto. Intanto comunichiamo che ufficialmente il Siracusa viene promosso nel campionato CND. E dice, ma perché? Perché? Perché è successo quello che non ti aspetti, no? Nessuno se lo Che lo Scordia al 94esimo subisce il gol del pareggio da una squadra che non ha nulla da chiedere al campionato. Pazzesco. Quindi complimenti per la Ligia Virtus. Assolutamente, ha onorato il calcio, ha onorato il calcio. Si sono impegnati fino alla fine. Benissimo, allora tra poco ci collegheremo tra l'altro con Achille Teghini, così ci darà anche un quadro di quello che effettivamente è successo in campo, però prima insieme alla nostra Jenny diamo i risultati di questo girone B con la 15ª giornata di ritorno. A te. Allora, Taormina Cireale 0-3 a tavolino, Città di Siracusa Catania San Pio X 2-0, Giarre Città di Rosolini 5-2, Igea Virtus Città di Scordia 1-1, Castelbuonese Modica 4-2, Città di Messina Paternò 0-0, Sporting Via Grande Milazzo 4-1. Allora io lo so perché hai sorriso quando hai detto Forza Città di Siracusa, perché lei è originaria di Siracusa e quindi è normale. Più contenta di lei. È più contenta di lei, va bene. Allora, Città di Siracusa in classifica con 62 punti, leggiamo questa classifica così sei contenta. Siracusa 62. Città di Scordia 61, Igea Virtus 48, Milazzo 45, Acireale 44, Castelbuonese 43, Sporting Via Grande 41, Catania San Pio X 38, Giarre 36, Paternò 34, Città di Messina 30, Modica più 28, Vittoria 27, Città di Rosolini 23, Taormina 11. Allora, diamo notizia anche che abbiamo il gol che aveva portato in vantaggio lo Scordia. Abbiamo tra l'altro in diretta Achille Teghini che è stato un inviato di penalty. Voleva preparare anche delle interviste, però mi ha anche detto non vuole parlare nessuno, sono tutti che piangono. Comprensibile. Vediamo un pochettino cosa ci racconta Achille Teghini. Achille, ci sei? Ettore, buonasera a te e a tutti appunto gli amici di Penalty. Allora Achille, ma che è successo? Ma non dobbiamo drammatizzare, perché effettivamente quello che è successo è la dimostrazione che il calcio insomma è imprevedibile. È onore all'Igea Virtus che ha giocato la sua onesta partita. È il 5 maggio dello Scordia. È il 5 maggio dello Scordia. Allora dimmi che è successo. Beh, sicuramente è stata una partita carica di emozione, ma anche di tanta tensione che si è vista in campo. Lo dimostrano anche i 9 ammoniti dello Scordia e i 5 dell'Igea Virtus. Lo Scordia riesce a passare in vantaggio al 45esimo. Ecco, abbiamo il gol, lo stiamo vedendo anche il gol in questo istante. Sì. Esatto, grazie al gol di Ciccio Bertolo che si è dimostrato ancora una volta infallibile sui calci piazzati, e poi successivamente c'è stata l'espulsione dello stesso Bertolo a fine primo tempo
lo Scordia torna in campo nel secondo tempo, subendo anche una piccola reazione da parte dei padroni di casa, ma comunque riesce comunque a tenere il baricentro alto. Poi praticamente il Gia Virtus rimane in 10 e c'è stato anche un momento di vera e propria paura allo stadio, perché il numero 3 di Stefano si è cacciato a terra e quindi il gioco è stato sospeso per 6 minuti, è entrata l'ambulanza e che il giocatore praticamente è svenuto. Ripristinata la parità numerica, appunto, poi è arrivato il pareggio di Gia Virtus con il numero 7 Biondo, che ha approfittato di una piccola disattenzione e si è trovato praticamente il pallone sui piedi e l'ha messa dentro. Gia Virtus ha festeggiato come se avesse vinto praticamente il campionato, con i giocatori che a fine partita sono andati sotto la tribuna, si sono praticamente spogliati, hanno regalato le magliette ai tifosi, mentre rimane tanta delusione in casa Scordia, anche se c'è ancora la speranza, insomma, di inseguire il sogno attraverso certo, con le finali saranno direttamente nazionali in virtù di più dei 10 punti sulla testa, certo. Quindi si andrà direttamente alla Achille, fase ti voglio fare però una domanda specifica e poi passo anche la parola a Peppe Ragona, ma nello spogliatoio indubbiamente si è vissuto un attimo di disperazione, però credo che comunque la stagione non è positiva, è super positiva, perché comunque si vanno a fare sempre i playoff. Certo, la promozione diretta dà anche più soddisfazione immediata, però l'organico, l'organizzazione dello Scordia non credo che debba, insomma, impaurirsi per le finali, no? Non so se siete d'accordo. Assolutamente sì, comunque l'aveva confermato anche il presidente Rosario Gallo nelle nostre interviste sul nostro sito sotto il cielo rossazzurro.it, ma anche sulla pagina ufficiale dello Scordia Calcio, che il campionato lo Scordia comunque l'aveva già vinto in ogni caso, certo, perché era arrivata lì. Ma sai, caro Ettore, perdere un campionato a 60 minuti a 60 secondi dalla fine. Non lo dire a me che una volta ho perso. Non lo dire a me che una volta ho perso una finale playoff praticamente a tempo scaduto, quindi posso immaginare il dramma di Serafino. La delusione anche e soprattutto resto dei tifosi rossazzurri che erano partiti da Scordia in marzo, c'erano stati organizzati 6 pullman più... Certo, vabbè, d'altra parte il seguito era giusto. Peppe Ragona, una domanda a Achille Techini. Più che altro volevo chiedere ad Achille se allora è vero che per una volta hanno vinto i nomi questo torneo di eccellenze, perché a livello di organizzazione di gioco non c'è dubbio che lo Scordia abbia mostrato per tutto il campionato qualcosa in più rispetto a questo Siracusa, che però poteva contare su Mascara in primis, ma potremmo citare almeno 8 undicesimi di squadra. È vero, sicuramente sono d'accordo su quanto detto, però sai, lo Scordia è stato elogiato per il gioco mostrato in campo, per la grande compattezza del gruppo, per la passione messa in campo, ma anche per l'ordine e il rigore tenuto da mister Natale Serafino, che praticamente oggi non è stato un minuto fermo in panchina. Adrenalini al massimo, certo. È vero, la tensione purtroppo finisce così per lo Scordia, ma rimane ancora la speranza, appunto, in questi playoff. E qui grande festa addirittura a Siracusa, perché ci dicono che la squadra stava abbandonando l'impianto di gioco, poi è arrivata la notizia del pareggio a tempo scaduto, perché ricordo che la partita tra Scordia, tra Gia Virtus e Scordia è finita con 7 minuti di ritardo e che il gioco si è fermato per 7 minuti, quindi è arrivato praticamente dopo il fischio finale. Il calcio certe volte, come si dice, non per tornare nei luoghi comuni, è veramente strano e regala anche queste sorprese in zona Cesarini. Benissimo, Achille, noi ti ringraziamo, buon rientro da Barcellona. Siamo in coda in autostrada. Buon rientro e un abbraccione anche a Serafino, perché so che lui è un passionale e posso immaginare il suo stato d'animo, però nulla è perduto, ok? Grazie. Va bene, grazie ad Achille. Ciao Ettore, grazie ad Achille Techini.
Allora però velocissimamente parliamo anche di quella che sarà un po' la zona pericolosa, i Esatto, play-out, dunque, no? come ha detto Achille, non ci saranno play-off, Sì. e quindi Scordia già avanti in finale dove aspetterà la vincente del girone A. Per quanto riguarda i play-out, diciamo che già da una settimana che conoscevamo i due accoppiamenti, il Città di Messina sfiderà il Rosolini al Celeste, il Modica sfiderà il Vittoria al Pietroscollo. Già scontata questa cosa ormai. Tant'è che questa settimana da Modica era partito un allarme lanciato alla Lega perché si temeva che il Messina addirittura non si presentasse in campo oggi per prendere il punto di penalizzazione Vabbè. e così in modo da essere scavalcato da Modica, perché parliamoci chiaro, tutti volevano il Vittoria in questi play-out. Indubbiamente. Non ce ne voglia Sebbi Catania, Certo. ma è chiaro che la formazione che Sembrerebbe quella leggermente svantaggiata. per tutte le disavventure che hanno avuto infatti. e chiaramente arriverà a Modica con un organico ancora più ridotto, perché c'è stato anche un difensore che è stato espulso nel corso dell'ultima partita giocata proprio a Modica, Sì. dove il Modica ha vinto 7-3 contro il Vittoria. Però nel E calcio qui non è si nulla può- segnato, Scongiuri per tutti i tifosi del Modica naturalmente. Però un pronostico ce lo devi fare, che poi lo chiediamo anche al mister, un pronostico, dai, secondo te come andrà? Siamo da parte degli scongiuri, è chiaro che vincerà il Modica. Vincerà il Monaco, va bene, ok, meno male che... Beh, Ettore, nel calcio può succedere certo. Se Però- dovesse succedere Sì. che alla fine la squadra vincitrice sarà il Vittoria, il Modica deve recitare 100 mea culpa. Ah, beh, sappiamo la travagliata stagione del Monaco. Anche perché entrambe le squadre erano in zona playoff fino a qualche mese È fa. vero, è vero. Mister, tu invece che cosa pensi che succederà in questi play-out tra appunto Città di Vittoria e Modica? Chi vedi favorito? Prima volevo aprire una parentesi per quanto riguarda Natale Serafino. Sì, sì, giusto, non te l'ho chiesta, però è grandissimo giusto. amico mio, spero che i playoff gli portano un po' più di fortuna, visto che è stato un po' sfortunato. Però grande stagione, dai. Sì, sicuramente. Grande sicuramente. stagione, no Rosario? Grande Un bravo stagione. ragazzo, un buon tecnico, preparato. Anche perché insomma era partito anche con i pronostici non dalla sua parte, poi strada facendo sono diventati tutti dalla sua parte Sì, perché da dicembre in punti poi- su Da punti... dicembre in poi hanno costruito su un bell'organico. Un quindi, bell'organico. Tra l'altro, giustamente. Sì. come si fa ora a riprendere psicologicamente 11 giocatori mamma, che guarda, io sono- si sentivano? Lo chiedo a voi due che siete io gli allenatori. credo che ci vorrà almeno una settimana per ristabilire l'ambiente. Già martedì sarà un po' diverso, ma posso immaginare tra stasera e domani il panico. Penso che lui Natale sia bravo in questo, Sì. quindi deve capire che deve soffrire per tutte le ore che restano fino a quando viene il giorno nuovo, Certo, domani certo. resettare un po' tutto Però e pensare solo voglio ai dire playoff. una cosa, cioè, stiamo parlando giustamente dello Scordia, però onore al Siracusa, cioè, mi chiaro. sembra giusto, no? Che dite ragazzi? calcio Non è mi Siracusa dire- sembrava c'è avesse- Jenny che è contentissima. Siracusa sembrava avesse perso il Sfacciato, campionato sfacciato. domenica scorsa. Tra l'altro Igea Virtus che è stata l'arbitro del Sì, campionato perché aveva battuto il Siracusa riaprendolo praticamente. e ha pareggiato ora con lo Scordia, quindi nulla Onore da comunque alla squadra di Anastasi. Non sappiamo come andrà la prossima stagione perché voci parlano di gran confusione societaria. Purtroppo il discorso dei progetti è quello là. Siracusa sembra che ci sia un progetto, poi l'anno dopo cambia tutto, il contrario di tutto. Ma È intanto che essi godano questo momento i tifosi del Siracusa È vero. che lo aspettavano almeno da 2 anni, da quando sono scomparsi dalla È vero, Serie C. è vero. Va bene, abbiamo chiuso anche la parentesi dedicata al campionato di eccellenza, noi ti congediamo. Io aspettavo il pronostico sul Modica giusto, Vittoria. vero. Ci impegna però, eh. Io allora pensavo che l'avessi dimenticato. No, lo vogliamo sapere, queste cose lo non le vogliamo dimentico. sapere. Allora, Anche su Messina Rosolini, che lui giusto, Rosolini conosce Rosolini bene. vicino anche qui nel Per quanto riguarda Modica Vittoria vale la stessa cosa per quanto riguarda lo Scordia. Per me che vinca il migliore, tutte le squadre sono ragusane, c'è la stessa storia lì, risettare un po' tutto, poi le partite vanno giocate. Sì. Vanno giocate, i pronostici per quanto riguarda i favoriti a volte restano nel limbo. Quindi che vinca il migliore. Non si esprime, non si esprime politicamente non si esprime. corretto. Io non posso dare un pensiero, però credo che sarà una bella partita e credo pure che sarà una partita diversa rispetto a quella di campionato. Non so perché. ma- Rocambolesca quella sicuramente. Sì. È vero, no? Ora non è che sto facendo un passo indietro, però è vero che fino a quando erano 11 contro 11 erano 3-2 per il Vittoria. Sì, sì. Prima dei 6 gol, dei 5 gol del Modica. Vedremo cosa succederà. Non sappiamo se si giocherà questa prossima domenica o tra 15 giorni, lo scopriremo solo vivendo. Benissimo, ti ringrazio Peppe, con te Grazie ci a vedremo voi. la prossima settimana per commentare play-out e play-off e a questo punto ripassiamo la palla alla siracusana penaltina che ha gioito per questa bella vittoria del Siracusa del campionato di eccellenza. Non è tanto amata da Scordia sicuramente, però lanciaci la pubblicità così ci riempiamo di Uccideranno. gioia. Vai. Va bene ragazzi, non cambiate canale, ci vediamo fra pochissimo. Pubblicità.
È di nuovo estate e con l'estate riesplode Donna del Mare. Per diventare una delle 8 concorrenti della nuova edizione, partecipa ai casting ufficiali. Vai sul sito www.donnadelmare.it e compila la scheda di partecipazione. Parteciperai alle selezioni per vivere un'estate di successo indimenticabile. Allora chiama al 336 9207 27. Il concorso che colora l'estate sta aspettando te. È un'organizzazione Play Village. Un'azienda giovane e rampante, competente e soprattutto all'avanguardia. PC One, un solo nome, un solo successo. Da PC One l'assistenza che cercavi nel mondo dei PC. Tutta la componentistica per l'informatica, tutti gli accessori per computer delle marche più prestigiose. Asus, Toshiba, Acer, MSI. Da PC One ampia scelta di notebook e stampanti per PC, nonché toner e cartucce originali e compatibili. PC One, infoline 095 53 71 91. Dal 16 marzo al 16 maggio 2015, i contribuenti che hanno un debito nei confronti del Comune di Modica e che si trovano in situazioni